Sarà Villa Morosini Cappello lo scenario della prima giornata in rosa, con arrivo e partenza sul viale che attraversa il Brolo. Nel parco sarà allestito un percorso di abilità ciclistica dedicato ai bambini. Cartigliano domenica vedrà ben 300 atlete a sfidarsi in un circuito cittadino e non solo, perché arriveranno fino a Contrassoarda qui a Bassano del Grappa. E saranno 3 gare, juniores, allieve e esordienti. Si otterrà il titolo di campionato provinciale e di campionato regionale per quanto riguarda le juniores. È un momento importante dove non ci sono soltanto squadre italiane ma anche squadre tedesche, austriache, slovene e addirittura c'è una ciclista anche messicana. L'evento fa da preludio al Giro d'Italia femminile che passerà in Veneto il 9 e 10 luglio. Il movimento è in crescita. Negli ultimi 5 anni c'è stato uno sviluppo straordinario del tutto il ciclismo, tutto il movimento femminile. Ci sono anche molte più appassionate che vanno in bici, quindi quando Germano mi ha chiesto una mano gli è venuta l'idea di fare questa cosa, soprattutto per le categorie giovanili dove abbiamo più bisogno di investire e di creare nuovi eventi, non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Ecco. È un buon momento per un paese come Cartigliano far conoscere Villa Morosini Cappello, far conoscere tutto il territorio.